Bene, innanzitutto buongiorno e grazie al Presidente Boschetto e a poi per il cortese invito per metterci un po' in rete tra professionisti e imprese. Credo ci siano delle slide, eccole qui, che mi danno una piccola mano. Allora, proverò in 5 minuti a riassumervi il percorso che stiamo facendo come Confindustria a livello territoriale, con le territoriali e a livello veneto, per darvi già una prima riflessione. Vi dirò che circa il 50% delle aziende del Veneto hanno a qualche titolo utilizzato gli incentivi e gli iperammortamenti vari, di cui abbiamo sentito parlare, non entro nel tecnicale perché non mi compete. Però vorrei subito uscire dal tema degli iperammortamenti per dirvi una cosa, e cioè noi riteniamo che gli iperammortamenti siano stati e sono tuttora, e spero saranno in futuro ancora di più, uno stimolo al cambio del parco macchine del Paese. Voi sapete che con la crisi moltissime aziende invece di cambiare i macchinari ogni 10 anni li cambiavano ogni 20, quindi è stato un grande impulso e gli amici di UCIMU, che è l'organizzazione di Confindustria che si occupa delle macchine, ne hanno avuto un grandissimo beneficio e fin qui va bene. Però in qualche modo vi do un dato interessante. Nel secondo semestre del 2019 gli ordini di macchinari sono scesi del 34,4% e sul mercato interno addirittura del 43,9%. Cosa vuol dire? Che in mancanza degli incentivi sono calate ovviamente le vendite di macchinari. Ma questa io non la vedo come un problema, ma come un'opportunità. E dico subito perché. Perché ci permette di far emergere, questa sala dovrebbe coglierlo al volo, che Industria 4.0 è prima di tutto la reingegnerizzazione dei processi produttivi. In questo caso dobbiamo giocarci la formazione e la consulenza. Non è solamente una questione di macchinari, ma di far dialogare il sistema con il valore aggiunto che possono dare IoT, cyber security, cloud, cioè tutto il valore aggiunto che può dare il digitale. Allora in questo incrocio tra digitale e macchinari e macchine significa ripensare, mi insegnate voi, il processo produttivo nell'impresa. Questa è la vera sfida, il che vuol dire formazione, il che vuol dire consulenza, il che non vuol dire solamente incentivi. Vi dirò di più. Quando sono partiti gli incentivi, noi abbiamo fatto una piccola indagine con le territoriali del Veneto. Su 1200 telefonate che avevano ricevuto i nostri uffici, il 95% delle telefonate erano rivolte a sapere di più sugli aspetti fiscali. Anche qui, ripeto, è passato un messaggio di un certo tipo nel Paese e ci va molto bene, ci mancherebbe altro come Confindustria, ma adesso dobbiamo tornare all'essenza del vero problema di Industria 4.0, che in Germania, come nel nord Europa soprattutto, è il cambio del paradigma all'interno delle nostre imprese. Se non prendiamo questo autobus, questa occasione per le nostre imprese, rischiamo di non valorizzare a sufficienza l'Industria 4.0. Quindi il vero salto di qualità è su formazione, ribadisco, e ripensamento del processo produttivo. Queste sono le due sfide che pone Industria 4.0. Allora, fatta questa premessa, noi ci siamo mossi a livello regionale con una proposta di un testo di legge non ancora arrivato in Consiglio regionale per adottare su tutti i provvedimenti della Regione Veneto il tema del 4.0, e questa la stiamo vedendo con l'assessore Marcato. Poi questa è la rete dei Digital Innovation Hub che ci sono oggi di Confindustria, perché poi ne ha fatti la Confcommercio, poi ne ha fatti l'Unione degli Artigiani, insomma ognuno ha fatto i suoi, questi sono i nostri. E cosa interessante, su questa materia, con tutte e 6 le territoriali del Veneto, abbiamo lavorato e stiamo lavorando in perfetta sintonia, segno che su questi argomenti non ci sono differenze tra Verona, Venezia, piuttosto che Padova e Belluno. E quindi abbiamo condiviso cosa in primis, un modello di audit
per andare ad ascoltare le imprese, cosa che stanno facendo i nostri funzionari giorno per giorno, e in ogni provincia ci sono state non meno di una cinquantina di adesioni di aziende che hanno chiesto a Confindustria di fargli questo percorso, però non basta ancora, e quindi stiamo ingaggiando proprio in queste settimane su un elenco fornitoci da Federmanager un ingegnere che ci venga a fare il manager del 4.0 per portare competenze che evidentemente nel sistema associativo non abbiamo. Frutto di questo, a valle di questo lavoro abbiamo fatto un'attività che mira quindi a fare lobby rispetto alla regione, a far crescere il sistema al nostro interno, ma soprattutto la cosa che stiamo lanciando in queste settimane, e abbiamo iniziato giusto la settimana scorsa a Treviso, saremo alla Sarig di Fontaniva nella provincia di Padova il 10 di ottobre, poi faremo il giro Vicenza, Verona, tutte le province del Veneto, un road show, perché lo scopo dell'associazione, e vi inviteremo anche se vorrete partecipare, è di fare benchmark, di vedere cosa fa l'altro, copiare, i cinesi ce lo insegnano, non è un delitto, copiare il meglio significa migliorarsi, e quindi vogliamo mettere in evidenza i migliori casi di Industria 4.0, li abbiamo chiamati i 100 luoghi di Industria 4.0, e qui vedete il richiamo al nostro sito, se volete approfondire andate sul sito di Confindustria Veneto e trovate tutti i riferimenti. I 100 luoghi di Industria 4.0 è un'idea che ci è venuta andando a vedere cosa ha fatto il Baden-Württemberg. Pensate, i tedeschi hanno un sito molto interessante, anche questo da andare a vedere, pulitissimo graficamente, che punta a raccontare in maniera puntuale, non fuffa, non da poesia, ma direttamente cosa ha fatto la tale azienda sul 4.0, cioè dove si è migliorata, che performance ha raggiunto, come ha fatto il progetto. E noi stiamo facendo esattamente uguali. Ci siamo appoggiati alle 4 università del Veneto, quindi con Univeneto, i 5 professori che poi vedrete citati un po' più avanti. Queste sono le reti. Eccolo qui. Dicevo, i 5 professori, Gamberini, Dubiero, Cortesi, Pezzotti e Ministro, ci selezionano le aziende, hanno posto un'asticella e finora sono state approvate, mi pare 20-22 aziende, ma il nostro lavoro vuole arrivare a 100, e le trovate già nel sito di Confindustria Veneto. Cliccando, sono molti di più i puntini in questo momento rispetto a quando è stata scattata questa slide, andrete a trovare tutte le informazioni sull'azienda, in che termini, il racconto dell'azienda, il progetto 4.0 che viene portato avanti, immagini, foto, filmati, insomma tutto quello che serve. Qual è il nostro scopo? È creare una sana gara tra imprenditori a migliorarsi, uno stimolo a fare meglio, e mostrare cosa fa il vicino di casa, esattamente il contrario di quello che si è fatto finora. Credo che sia uno scopo associativo importante, e perdonatemi il piccolo vanto, a livello nazionale ci hanno contattato chiedendo se potevano a loro volta copiare l'idea. Gli abbiamo detto ovviamente di sì, da buoni copiatori anche noi rispetto alla Germania, e immediatamente il sistema nazionale, quindi Elio Catania e l'amico Gea, stanno recependo a livello nazionale una cosa simile alla nostra del Veneto. Io mi fermerei qui per il racconto, chiudendo nuovamente, tornando sul punto che ho citato all'inizio, perché la sfida, ribadisco, nella platea di ingegneri di quest'oggi è proprio di avere il vostro apporto nelle aziende, che possiate venire nelle nostre imprese a lavorare sul processo produttivo, a migliorare il processo produttivo dell'impresa, a reingegnerizzare il processo produttivo. E io dico sempre questa cosa, che ognuno di noi la mattina, qualsiasi cosa faccia nella vita come imprenditore, dovrebbe, dopo 10, 20, 30 anni in cui la propria azienda ha funzionato bene, ha dato lavoro a persone, è riuscita a performare sui mercati, si possa sedere sulla sponda del letto e dire: beh, se dovessi ripensare la mia azienda oggi, cosa farei, come la reimposterei? Quindi non basta introdurre l'e-commerce in azienda piuttosto che il cyber security o il cloud.
questi sono interventi spot che servono poco o pochissimo. Serve ripensare l'intero processo produttivo, serve ripensare l'azienda fin dall'inizio. Oggi è il momento della svolta e quindi anche questo connubio tra Confindustria e Ordine Ingegneri credo che abbia un suo significato. Grazie. Grazie a Gianni Cotti. Sì, ne ho io una, visto che sei stato giustamente sintetico perché siamo un pochino in ritardo, però volevo approfittare della tua presenza, scusate se ci diamo del tu, ma insomma ci conosciamo da un po' di anni, intanto perché volevo presentarti bene, che prima non l'ho fatto. Tu sei delegato di Confindustria Veneto per il 4.0, l'innovazione e la ricerca. Per chiederti solamente questo, è necessario un cambio di cultura evidentemente, però già si sta verificando questo cambio di cultura. Ecco, secondo la tua esperienza, con che ritmo sta cambiando? Tu dicevi prima, l'imprenditore si deve chiedere oggi che cosa posso fare per la mia azienda, ma si stanno chiedendo fra 10 anni come sarà la mia azienda, come deve essere la mia azienda, cioè abbiamo preso la strada giusta come imprese del nord-est in questo senso? Allora, qui siamo tra intimi, quindi non posso raccontare una bugia. Le grandi aziende hanno preso il percorso dal giorno dopo che in Italia si è parlato di 4.0 e badate bene che quando se ne è parlato in Italia, in Germania, Nord Europa, era almeno 4-5 anni che ci si lavorava. Le prime volte che siamo andati a Bruxelles a capire qualcosa di più di questa sfida, gli altri erano già avanti. Allora, il dato nazionale più o meno che hanno preso l'imboccato, il 4.0, non è più dell'8% delle imprese. Quando dico imprese metto anche quelle non solo di Confindustria, ma anche quelle artigiane e anche dei commercianti. Quindi la prateria che si apre davanti è immensa. Ma c'è anche una fetta, più o meno un 20% secondo i dati che ci hanno girato, che ha la domanda precisa: ma lei è interessato a incrociare, a occuparsi di digital transformation, di portare il digitale alla sua azienda? Non ci penso nemmeno, e non ci penso perché non ho le persone interne che sarebbero capaci a farlo, primo problema. Secondo, io nella mia testa non ce l'ho, quindi chi deve essere convinto è l'imprenditore. Io vedo, Katie, una strada in salita molto dura, perché ribadisco, le grandi imprese hanno l'IT manager, hanno tutto lo staff e se la portano avanti. I piccoli e i medi fanno fatica a distrarre una risorsa, bisogna essere molto concreti e dire la destino a questo. Ecco perché la consulenza da fuori può servire, lo diceva anche chi mi ha preceduto. Credo che tra l'altro qui a nord-est, nonostante noi ci vantiamo di essere innovatori eccetera, ci sia una discreta resistenza, cioè c'è curiosità, ma noi dobbiamo lavorare, visto che abbiamo una parte che l'ha già imboccata questa strada del 4.0, una parte che non ci pensa proprio, su quel 50%, mettiamoli un numero, che viene ai convegni, è interessato, partecipa. Vi faccio un esempio: al primo incontro del roadshow che abbiamo iniziato la settimana scorsa era tutto esaurito da 5 giorni prima, non potevamo neanche dare una sedia. Quindi c'è interesse, ma non di tutte le imprese, di una parte. Dobbiamo lavorare su quelle prima che sia troppo tardi. Grazie davvero, la formazione, la consulenza che diventano centrali, no? in questo senso. Grazie a Gianni Cotti, farei anche un applauso.